Buonasera e bentrovati ad una nuova trasmissione di People Online, o per meglio dire Gente in Linea. Una trasmissione interessante quella che andremo a presentare questa sera, perché parleremo di artisti senza luce, o per meglio dire gli artisti della nostra zona che non hanno avuto quella grande fortuna di essere scoperti, diciamo, dal grande pubblico. Vado a presentarvi gli autorevoli ospiti. Cornelio Galas, professione giornalista del quotidiano Adige e autore del libro Noio. Stefano Bencompagnato, conosciuto ormai dal pubblico del piccolo schermo, comico imitatore. Poi abbiamo Nicola Prandi, pilota, e Versini Nerino, caricaturista, pittore, conosciuto nel Basso Sarca per la sua satira politica e per le sue edizioni del libro Lo Spaventapasseri. Questa sera, come dicevo, anzi parleremo con artisti della nostra terra, artisti che dovranno essere riscoperti, diciamo così, anche dal pubblico del piccolo schermo. Cornelio Galas, ricordiamo, è un giornalista professionista, è nato ad Arco 36 anni fa, appassionato per la musica, ma ha preferito esprimersi con la riscoperta del libro Noio. Cornelio Galas, perché questo titolo innanzitutto? Io, quindi la negazione dell'io, e di unire invece insieme noi ed io, quindi questo momento parte essenzialmente da un'introspezione, un'analisi interiore condotta in diretta. Praticamente si tratta di scrivere senza pensare all'esterno in un primo momento e scoprire, quindi anche la negazione dell'io, che in pratica non è possibile vivere in un tubo, quindi in pratica essere autoctoni, autonomi. C'è un libro che ha un titolo, diciamo, che può far pensare anche ad un momento di paranoia, se non vado errato. Sì, anche il termine maschile della noia. Spesso e volentieri siamo portati a prendere questo termine noia come un insenso lato, cioè non avere niente da fare. È bello scoprire che nel niente da fare, questa cosa letteraria, a volte troviamo dei pensieri incredibili, la voglia magari non tanto di immaginarci, ecco, di vivere una vita diversa, di vivere quel momento stesso, ma a volte anche in un infinitesimo di secondo, che ci sembra bellissimo, che vorremmo prolungare in eterno. Ecco, lei fa giornalista, scrive tutti i giorni, diciamo, sul quotidiano Adige, e ha avuto anche il tempo per fare questo libro, che ricordiamo una prima edizione a diffusione seminazionale, tutta l'Italia, e adesso è andato, diciamo, anche nelle edicole una seconda edizione anche per il pubblico trentino, che sembra sia stato quello che ha acquistato forse meno questo libro molto interessante. Quando ha iniziato il suo vero e proprio party, cioè quando ha cominciato lei a scrivere questo libro? La prima idea è di credo 6-7 anni fa. Il titolo doveva essere diverso, tra l'altro, poi ha passato varie vicissitudini, è stato anche, lo scrivo anche nella premessa del libro, è stato bruciato in pratica. C'era una serie di fogli che letti e riletti non davano quella soddisfazione che tutti vorremmo avere da qualcosa che butti fuori, e allora hanno fatto una brutta fine. Mi sono messo seriamente al lavoro 2 anni fa ed ho avuto notevole apporto, ho goduto del notevole apporto del computer che difficilmente si può bruciare. Possono buttare via i dischetti, però una volta inserito un determinato programma di videoscrittura, una volta registrato il pezzo che si vuole poi
stampare stempera un po' anche i disagi, le difficoltà, e quindi quello che è stato ritardato in 6 anni ha registrato una notevole accelerazione negli ultimi 2 anni. Ecco, secondo, è stato difficile per lei trovare l'editore? Sì, fra l'altro io non è stato un editore, è stato un coeditore, ci siamo messi assieme perché, vabbè, qui il discorso sarebbe lungo, credo che anche la televisione abbia bisogno di... Sì, anche per far capire chi ci segue, il problema l'impegno c'è per fare un libro, per portarlo alla conoscenza del pubblico. Il problema delle edizioni, del trovare una casa editrice, è stato segnalato più volte, sia sulla stampa che in televisione, riguarda credo dicono trovare i canali giusti, non si capisce se il canale giusto vuol dire magari avere un portafoglio giusto, avere le conoscenze giuste, tra virgolette, oppure tanti ad esempio mi hanno proposto di fare una raccolta di articoli, oppure di, che ne so, per esempio nel Basso Sarca andrebbe molto in moda a fare la cartiera story, tutto quello che i politici non vi hanno mai detto, le formiche, gli insetti. Cioè cambiare genere. Credo che venga sempre meno invece un discorso, e questa non è presunzione, credo sia ormai dato di fatto, di ricerca, cioè quello che tu hai dentro lo butti fuori, sul libro, su un rigo musicale, su una tela, non tanto il pubblico, ma quello che si aspetta il pubblico non dovrebbe castrarti, non dovrebbe condizionare la creazione. A che pubblico si rivolge lei? Essenzialmente ad un pubblico, direi ad un pubblico non pubblico, mi spiego meglio. Ho avuto notevolissime soddisfazioni da persone molto semplici, e ho avuto un sacco di domande e un sacco di perplessità da persone che hanno magari 5 lauree. Questo per me è un elemento di notevole soddisfazione, perché il libro affronta la vita di tutti i giorni, con le domande di tutti i giorni, e cerca poi uno stacco che riguarda un certo tipo di ragionamento, sfiorando ai temi filosofici, grandi temi esistenziali, ma quando si parla di quello che succede in strada, in un bar e dentro di noi, credo che sia universale. Non tanto il messaggio, ma quanto quello che si vuol dire. Signor Galas, una prima opera coronata da un grande successo, ma il pubblico che ci sta seguendo forse si chiede a quale autore lei si ispira. Non c'è un punto di riferimento, sì, c'è tanta lettura alle spalle, però c'è anche il deserto, nel senso che a un certo punto ho deciso di badare a quello che si sente più che quello che hai sentito, badare più a quello che vedi piuttosto a quello che altri hanno visto e ti hanno raccontato. Ecco, l'ultimo libro che lei ha letto, prima naturalmente del suo? L'ultimo libro era praticamente, sì, era Joyce, sì, tanti hanno detto che c'è anche un collegamento, però mi piacciono molto i classici, quindi vedo fatto che con le ultime lezioni di Newton sono in testa le vendite, questo fa anche piacere perché forse è una scoperta della forma, della moda, anche della sostanza. Ecco, bene, io vorrei far vedere il libro di Cornelio Galas, che ricordo di professione giornalista del quotidiano Adige, autore di questa sua prima opera, riedizione, perciò la potete trovare qui in tutto il Trentino, e da oggi penso anche per sito Vaccai, no? Sì, soprattutto nelle edicole. Soprattutto nelle edicole. Il Noio è consigliato per tutte le classi, è un libro interessante, io l'ho letto e forse mi è rimasto qualcosa dentro. Bene, passiamo così.